Ciao a tutti, sono Luca, volontario dell'associazione Un Sorriso in Più. Questa volta vi porto in Baviera, storica regione nel sud della Germania. Il viaggio inizia dalla città di Monaco, storica capitale della Baviera. Sono tanti i capolavori che si possono ammirare passeggiando per le tranquille vie del centro o visitando i suoi celebri musei. A pochi chilometri dall'Austria si trova la città di Passau, soprannominata la Venezia della Baviera. Innegabile è il fascino esercitato da questa città, alla confluenza di Inn e Ilz nel Danubio. Lungo il Danubio sorge anche Ratisbona, tra le poche città della Germania a uscire indenne dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel 2006 il centro storico di Ratisbona è stato iscritto nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Poco distante da Ratisbona si trova il celebre Valhalla, che in forma di tempio dorico celebra i grandi tedeschi. Molto suggestivo anche il panorama sulla valle del Danubio. Il tour continua nella splendida Bamberga. Il Duomo medievale, i palazzi barocchi, le casette dei pescatori, le tante sculture e opere d'arte racchiuse negli interni. Tutto contribuisce a fare di Bamberga una città affascinante, iscritta dall'UNESCO nel patrimonio dell'umanità. Il tour della Baviera termina a Rothenburg ob der Tauber, uno dei centri medievali più belli della Germania. Stretti vicoli, case a graticcio, facciate dai vivaci colori, torri di guardia,
fanno di questa cittadina una tappa obbligata della Baviera. Il viaggio alla scoperta della Baviera finisce qui. Un saluto da Luca e al prossimo viaggio.